Costituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento, in vendita a 1.000 euro le azioni aeroporto d'Agrigento SPA. Il dilemma di Salomone, tagliamo la Scala dei Turchi in 2 parti, pubblica e privata. La regione siciliana trova i soldi per gli esami convenzionati, in arrivo 14 milioni di euro. A Ioppolo Giancazio è tutto pronto per la 7ª edizione di Mangia e Passia, domani 2 giugno, Festival del cibo, della musica e dell'arte di strada. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Costituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento, in vendita a 1.000 euro le azioni aeroporto ad Agrigento SPA. Il nostro direttore Arturo Cantella. Costituito stamani ad Agrigento presso il foyer del Teatro Pirandello il comitato promotore del futuro aeroporto, alla presenza del notaio Claudio Gucciardo. Un primo passo che si è formalizzato con la sottoscrizione aperta a tutti coloro che lo richiedono delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Valle dei Templi SPA. Il valore delle azioni, al fine di un maggiore coinvolgimento popolare, è stato fissato con una quota minima di 1.000 euro. Ampia è stata la partecipazione alla giornata di oggi da parte di tanti soggetti, sia politici come l'onorevole Pisano e Carmina a livello nazionale, sia di tanti sindaci della nostra provincia, Castellino, Lattuca, Ruvolo, Cirillo, Pendolino, rappresentanti ed esponenti della Camera di Commercio di Agrigento e tanti imprenditori e presidenti degli ordini professionali e svariati consiglieri comunali. Stando alle prime sensazioni di oggi, sembra che si parta con il verso giusto. Attualmente, a detta dell'ingegnere Pero Amel, l'unico progetto approvato dall'ENAC, redatto a suo tempo dall'ente provincia, è il sito di Licata, ma non quello originario di Piano Romano, ma in un'altra zona contigua denominata Pezza Scifo. Io penso che l'aeroporto è una delle più importanti infrastrutture che possa avere una provincia. La provincia di Agrigento è una provincia ricca di turismo, i numeri ci sono. Io nel 2022, il 19 novembre 2022, quindi un giorno prima della scadenza, ho inviato proprio a Roma, alla direzione generale che si occupa di questa problematica, una nota, una relazione dettagliata sulla necessità affinché la provincia di Agrigento potesse avere un aeroporto. Ricordo che se io non avessi fatto questa nota, per ben 15 anni Agrigento era tagliata fuori, quindi in maniera non sospetta, in silenzio, che questa è la mia caratteristica. Ho lavorato e oggi questi sono i primi risultati, i primi frutti. Il governo nazionale penso che sia anche accanto a noi, grazie anche a questa opportunità che abbiamo raggiunto di capitale italiana della cultura 2025. I presupposti ci sono, grazie. Penso che oggi sono qua per sottoscrivere il programma sull'aeroporto di Agrigento, ma non solo sottoscrivere il programma dei promotori, ma sono un operatore molto convinto, soprattutto dico che la politica nazionale, la politica regionale deve essere oggi presente su questa grande iniziativa. Non possiamo tirarci indietro, come dicevo poco fa in un'altra intervista. Da fare l'aeroporto di Agrigento è un'opportunità per il territorio, è un'opportunità per tutte le nostre categorie turistiche, ma non solo, anche merceologiche. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, dobbiamo dire che noi oggi le nostre primizie arrivano nei mercati dopo 3 giorni, con l'aeroporto invece dopo 3 ore, quindi nei mercati nazionali e internazionali. Quindi diciamo che l'opportunità di fare un aeroporto serve per noi cittadini per fare crescere questo territorio. Non dimentichiamo che senza un'autostrada, senza i treni, noi oggi abbiamo 800.000, 900.000, abbiamo toccato fino a 1 milione di visitatori alla Valle dei Templi l'anno. Con l'aeroporto naturalmente andiamo a raddoppiare questa utenza e sono tutti naturalmente soldi che restano al territorio, quindi nuove attività che nascono come nuove B&B, alberghi che nascono, ristoranti, cioè è un indotto economico importante. Io sono fiducioso, ma lo sono già da decenni. Oggi sarà importante cominciare con la sottoscrizione dei promotori di questa società. Oggi non c'è un impegno finanziario, c'è semplicemente la volontà di creare uno statuto e di sottoporlo poi agli eventuali sottoscrizioni di azioni. Questo sarà fatto in un secondo momento e sarà pubblicizzato ampiamente. In questo momento c'è da creare questa società
e stiamo seguendo anche alternativamente la pista politica, nel senso che stiamo sollecitando tutte le forze politiche regionali, nazionali e europee per ritirare fuori questo dossier che, ricordo, si è fermato solo ed esclusivamente per un blocco che ha imposto il Presidente dell'ENAC, non l'ENAC, il Presidente dell'ENAC, inviando una relazione all'allora Ministro Matteola dicendo che il progetto va bene, il sito va bene, ma non si raggiungerebbe l'equilibrio economico. Valutazione sua personale, perché dalle carte esce invece un'altra indicazione, che è quella che l'equilibrio economico si raggiunge con la semplice compartecipazione all'investimento iniziale da parte dello Stato. Siamo rimasti in questa fase e speriamo di poter aprire questa porta di ferro che hanno creato intorno a questo aeroporto. E dovrebbe sorgere dove? L'ultimo sito progettato, quello che ha fatto la provincia, che ha ricevuto l'assenso dell'ENA, che è accanto alla strada, diciamo, Agrigento-Licata, prima dell'ingresso di Licata a sinistra. Il famoso piano romano? No, piano romano era sulla destra, il vecchio progetto, ma adesso è urbanizzato, quindi non è possibile. Dal lato opposto c'è un'area ampiamente pianeggiante con tutte le condizioni per poterlo fare, che si chiama Contrada Pizzo Scifo. Pezza scifo. Intanto io sono Claudia Gucciardo, non intervengo solo come notaio ma anche come presidente dell'ordine dei notai di tutta la provincia di Agrigento, che mi onoro di rappresentare, quindi è con me qui tutto il distretto. Il procedimento inizia oggi con la costituzione del comitato dei promotori e il recepimento del loro programma nel verbale notarile. Da questo momento poi parte un periodo che va dal 5 giugno al 30 settembre nel quale tutta la collettività, quindi enti, persone fisiche, giuridiche e quindi enti pubblici, privati, potranno sottoscrivere le azioni che sono, diciamo, per consentire un azionariato diffuso, sono del valore nominale di euro 1000 ciascuna, il capitale minimo che si vuole raggiungere per la costituzione della società è di euro 2 milioni, però si è messo anche un massimo di 10 milioni che noi ci auguriamo di raggiungere. In ogni caso già bastano 2 milioni per costituire la società, quindi diciamo che questo è un primo momento importantissimo, diciamo che oggi entriamo nella storia e io voglio essere qui in questo momento in rappresentanza di tutti i colleghi. Allora, l'iniziativa ovviamente ci crediamo perché ci abbiamo lavorato e siamo qui per questo. Il risultato è quello intanto di svegliare la coscienza dei cittadini, perché non bisogna essere critici ma bisogna essere propositivi. Molti intervengono dicendo Agrigento, compreso il ministro Salvini, Agrigento non è inserita nel piano nazionale aeroporti, e questo non è vero, perché non esiste il piano nazionale aeroporti, esiste la proposta di piano che in italiano è un altro concetto. Alla proposta di piano il Comune di Agrigento ha fatto le proprie osservazioni, che il Comitato nell'approvare il piano dovrà tenere conto di queste osservazioni, che sono fatte in maniera ottima in relazione a un concetto di accessibilità allo scalo portuale. Lo scalo aeroportuale deve essere raggiungibile in un'ora. Noi sappiamo che non riusciamo a arrivare in un'ora né a Palermo né a Catania, per cui per lo sviluppo del territorio, per le condizioni di tutte le altre infrastrutture del territorio, alle quali non dobbiamo rinunciare, alla realizzazione delle quali non dobbiamo rinunciare, la nostra richiesta di essere inseriti nel PNA è legittima. Ripeto, la cosa importante da capire è che non esiste ad oggi un piano nazionale aeroporti, ma esiste una proposta. Alla proposta si fanno le osservazioni, queste vanno valutate ed eventualmente inserite. Io sono Angelo Principato, sono uno dei componenti del comitato civico e che praticamente da 4 anni stiamo portando avanti questo tema di questa infrastruttura, perché riteniamo che non possiamo essere diverse un'Italia divisa a metà, ma riteniamo che la Sicilia, di concerto anche la città di Agrigento, meriti questo ed altro. Anche le due province a cui ci siamo praticamente fatti carico, sì, praticamente le due province di Agrigento e Caltanissetta, dove abbiamo raccolto tutte le delibere, cioè significa atti di indirizzo, che sono stati approvati dai singoli comuni e che hanno girato a sindaci affinché questi si potessero far carico di questa iniziativa. Mi auguro che, come oggi mi sembra che la sala sia affollata, possiamo avere il giusto riconoscimento da parte della cittadinanza, da parte delle istituzioni, affinché possano sposare questa iniziativa. Ecco, voi aderite come comune? La volontà è questa, chiaramente dobbiamo vedere quanto di serietà, di concretezza ci sia.
su un argomento così importante che riguarda la nostra provincia, cioè quella di realizzare un aeroporto in questo nostro territorio, in questa porzione di Sicilia, e quindi dobbiamo valutare studi di fattibilità e quant'altro, ma è chiaro che tutti dobbiamo crederci e impegnarci perché un'importante infrastruttura che sia al servizio di questo nostro territorio si possa realizzare, anche e a maggior ragione in prospettiva di Agrigento capitale della cultura 2025. Avere delle infrastrutture sul nostro territorio è importante. Oggi più che mai, perché devo dire Agrigento, Aragona e l'Interland, possiamo dire tutta la provincia economicamente cresce, quindi nasce di più l'esigenza di avere un'infrastruttura così importante che ci dia facilità nello spostarsi. Ecco, io un momento fa parlavo che l'altro giorno per andare a Roma, per prendere l'aereo alle 6 mi sono alzato all'1:30 di notte e non è normale, quindi avere la possibilità di spostarsi con facilità. Tra le altre cose ritengo che Agrigento abbia tutte le carte in regola anche in termini numerici per poter sostenere questa infrastruttura, e quindi noi ci abbiamo creduto sin dal primo momento, abbiamo fatto una delibera di giunta aderendo proprio a pieno titolo a questa iniziativa che speriamo che... Quindi aderite come comune pure? Aderiamo anche come comune, principalmente come comune, ma aderisco anche come imprenditore perché è una cosa a cui ci credo e, come stavo dicendo, spero che da iniziative si trasformi in realtà. L'interesse sicuramente della collettività, della città, dell'intera regione. Le infrastrutture sono indispensabili per creare sviluppo e creare economia e noi, siccome ci crediamo, siamo qua per capire e per sostenere questa iniziativa che sicuramente porterà del bene a tutti. L'iniziativa è sicuramente encomiabile perché è tesa a riunire un po' le forze del territorio, però vorrei dire che non è un problema qua di raccogliere fondi, il problema nostro è quello di abbattere un muro che ha eretto l'ENAC nei confronti dello scalo aeroportuale agrigentino negli ultimi 30 anni, quindi io sarei più per fare un movimento di opinione forte, trasversale, che coinvolga politica, istituzioni, categorie produttive, finalizzato ad abbattere questo muro. Non capisco come l'ENAC consideri il nostro aeroporto non sostenibile quando invece considera sostenibile quello di Lampedusa, che vive con 150.000 turisti anno, noi ne abbiamo qua 10 volte tanto. Non capisco come ha dato il nulla osta all'aeroporto di Birgi, a un tiro di schioppo da Punta Raisi, e Comiso, un tiro di schioppo di Fontana Rossa. Ci sono molte cose che non capiamo e a mio avviso la prima cosa è sgomberare il campo da questi equivoci e fare un'azione politica forte per abbattere questo muro. È un'iniziativa significativa, noi aderiremo perché bisogna spingere in quella direzione. L'aeroporto è una struttura importante per lo sviluppo di questo territorio, soprattutto in questo momento storico nel quale è molto gettonato il turismo congressuale. Agrigento potrebbe svolgere una funzione molto importante avendo una struttura come il Palacongressi, che ha questa vocazione nell'accogliere i congressi internazionali. Ovviamente bisognerebbe anche individuare delle strutture per fare degli alberghi che possano raggiungere un target elevato, ma l'aeroporto è una precondizione assoluta per lo sviluppo. Lavoreremo per aiutare questo sistema. È stato sempre un desiderio di tante persone, quindi anche da parte mia, che Agrigento, per la bellezza, per l'importanza, per tutti gli aggettivi che possiamo metterci e di cui siamo stati anche riconosciuti ora ultimamente, allora avesse anche il suo aeroporto, con tutte le strutture e le strade da aggiustare naturalmente, ma se ci sarà l'aeroporto quindi verranno tutto di conseguenza. Io sono veramente contento e con la mia presenza voglio dare la mia testimonianza per dire andiamo avanti. Noi siamo qui stamattina per dare sostegno a questa azione propositrice, perché noi siciliani siamo bravissimi a lamentarci, siamo indolenti, carattere arabo, però non ci muoviamo per riuscire a concretizzare le belle cose.
Quella di stamattina è veramente un'idea meravigliosa che noi vogliamo sollecitare, appoggiare, dare concretezza con la nostra presenza, intendendo aderire formalmente e concretamente anche all'acquisizione di un'azione magari simbolica, ma per dire che noi ci siamo e tutti dovrebbero concorrere a formalizzare questa azione. Tagliamo la Scala dei Turchi in due parti, una pubblica e una privata. Vediamo. La Scala dei Turchi è il dilemma di Salomone. La storia narra di un bambino conteso da due donne ed il re che ordinò di dividere il bambino a metà. E così accade anche per la scogliera di Marna Bianca, a picco sul mare di Realmonte, la famiglia Sciabarrà. Gli equivoci nascono da una brutta storia fatta di screzi anche giudiziari tra il proprietario del bene e le varie amministrazioni comunali, ultima quella di Sabrina Lattuca. Il sito, candidato a patrimonio dell'umanità, è stato sequestrato, recintato, teatro di più incidenti, uno sfregio con vernice rossa, crolli e successive messe in sicurezza. Ma la verità è che, come per Totò e la Fontana di Trevi, il comune lo reclama almeno in parte da un po', ma non ha probabilmente la forza economica e dunque organizzativa per gestirlo. Così va avanti da 13 anni, un tira e molla fatto di rimbalzi mediatici. L'ultimo atto si è registrato alla conferenza stampa di 2 giorni fa, al fianco del sindaco, il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, ente che dipende dalla regione siciliana. È da sottolineare come, al di là delle ragioni della contesa, la famiglia Sciabarrà non era stata neppure informata o invitata a sedersi ad un tavolo per discutere di accordi per la gestione della Scala dei Turchi con un ticket d'ingresso a pagamento. Appresa la notizia, la reazione dei legali della famiglia Sciabarrà che spiegano come nessun accordo sia stato preso. Ed adesso la storia continua con l'entrata in scena di un nuovo personaggio. Il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, sottolinea: la proposta di gestire il sito è stata accolta favorevolmente dal Parco in sinergia con l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato. Poi sottolinea che si tratta di un'ipotesi e conclude scrivendo: non gestiremo in toto la Scala dei Turchi, ci occuperemo solamente dell'area del demanio, circa 1800 metri quadrati, area che è stata delimitata con decreto del Dipartimento regionale dell'ambiente, confinante con il mare, che è quindi di demanio pubblico e non privato. Laboratori di analisi, la regione siciliana trova i soldi per gli esami convenzionati, in arrivo 14 milioni di euro. Vediamo. Sembra incanalarsi verso la risoluzione del problema la vicenda che ha interessato i laboratori di analisi. La regione infatti trova delle risorse. Il presidente Schifani afferma 14 milioni per i privati convenzionati. Con questa cifra serve a definire il rapporto con le strutture private accreditate e contrattualizzate del Servizio Sanitario Regionale, l'ammontare delle risorse destinate dalla Regione ai privati convenzionati attraverso un decreto dell'assessorato alla salute. La distribuzione delle economie registrate nel corso del 2022 ha consentito di porre fine a una complessa attività di negoziazione con i soggetti interessati, permettendo di rispondere ai bisogni di salute espressi nei distretti sanitari territoriali. Allo stesso tempo, evidenzia il Presidente della Regione Schifani, il Governo sta lavorando per definire in maniera condivisa e a valere per il 2023 i criteri omogenei e uniformi che potranno garantire l'appropriatezza di prestazioni sanitarie e la capillare erogazione delle attività nell'intero ambito regionale, nel rispetto degli aggregati di spesa anche in relazione al prossimo riparto delle risorse finanziarie. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha indirizzato un messaggio augurale ai sindaci e ai consiglieri neoeletti alla guida dei comuni dell'arcidiocesi della provincia di Agrigento. Vediamo. Un messaggio dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, è stato rivolto ai sindaci e ai consiglieri comunali neoeletti alla guida dei comuni della provincia e dell'arcidiocesi di Agrigento, in occasione delle elezioni che si sono svolte alla provincia in ben 14 comuni dell'Agrigentino nello scorso fine settimana. Gentilissimi sindaci e consiglieri neoeletti alla guida dei comuni della nostra diocesi, nell'augurarvi, afferma Don Damiano, il classico buon lavoro, desidero attingere a due fonti diverse, dalla psicologia e dall'insegnamento sociale della Chiesa Cattolica. Michael Tomasello, psicologo e attuale condirettore del Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva di Lipsia, afferma che gli esseri umani
possiedono un sofisticatissimo pensiero relazionale. L'uomo, ossia, si differenzia dagli animali non solo per la sua tecnologia, ma soprattutto e anzitutto per la sua singolare capacità di relazionarsi. Il bene del mio prossimo è il mio e viceversa. L'insegnamento sociale della Chiesa lo denomina bene comune, non il bene del singolo io o del singolo tu, ma il bene di tutti e di ciascuno. Il bene comune è fondato e radicato sulla dignità inalienabile di ogni persona. Si attua principalmente attraverso due principi che la Chiesa ritiene basici della convivenza sociale, civile e politica: la solidarietà e la sussidiarietà. La solidarietà, afferma Don Damiano nel suo comunicato, la solidarietà sociale tutti sappiamo che cos'è, grazie al concetto di welfare, ma la sussidiarietà che cos'è? Il compendio della dottrina sociale della Chiesa scrive che la sussidiarietà protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi sociali intermedi a sviluppare i loro compiti. Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di originale da offrire. La mia non vuole essere per nulla una ricetta, ma solamente un pensiero, afferma Don Damiano, che da vescovo, da cittadino desidero condividere con voi. Crisi economica, tempo post-pandemico, le guerre che ci attanagliano, ma forse ancora oggi, anteponendo la dignità inalienabile e intoccabile di ogni persona, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà a interessi personali, possiamo sperare davvero in un mondo migliore. Possiamo insomma costruire quotidianamente tanti piccoli ponti di pace che insieme fanno e sono la loro pace. Questo il comunicato stampa che il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha voluto fare ai neoeletti sindaci e consiglieri comunali alle scorse elezioni che si sono svolte nella nostra provincia. La Regione ha avviato il trasferimento delle risorse economiche relative all'ex Fondo Autonomie Locali ai Comuni della Sicilia per l'annualità 2023. Si tratta di 184 milioni di euro ripartiti tra i 391 comuni della Sicilia. Arturo Cantella. La Regione Siciliana ha avviato il trasferimento delle risorse economiche relative all'ex Fondo Autonomie Locali ai comuni siciliani per l'annualità 2023. Si tratta di 184 milioni di euro ripartiti tra i 391 comuni della Sicilia, in base a criteri ben definiti dalla Conferenza regionale delle autonomie locali. Il Dipartimento regionale delle autonomie locali provvederà al pagamento delle prime 3 trimestralità. La quarta verrà erogata nei primi mesi del 2024 e in quella sede verranno effettuati gli eventuali conguagli. Gli uffici dell'assessore alle autonomie locali Andrea Messina hanno svolto un lavoro intenso e ha garantito il rispetto della scadenza del 31 maggio. Un particolare ringraziamento va al responsabile del Dipartimento Salvatore Taormina, al dirigente del servizio Maria Teresa Tornambene per l'impegno che hanno profuso in questi mesi che ci ha permesso di trasferire i fondi spettanti. La Regione, al fianco dei comuni siciliani, assicura i trasferimenti necessari alle amministrazioni locali, molte delle quali in grave dissesto economico-finanziario e che hanno bisogno con urgenza di fondi a garanzia del loro funzionamento. Questo quanto affermato dall'assessore Andrea Messina delle autonomie locali. A breve verrà adottato anche il decreto di riparto delle risorse di parte corrente destinate ai liberi consorzi e alle città metropolitane, in base sempre ai criteri elaborati dalla Conferenza regionale delle autonomie locali, secondo le indicazioni contenute nella legge di stabilità regionale. Da oggi la Croce Rossa gestirà il centro di accoglienza hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Vediamo. Da oggi la Croce Rossa italiana gestirà il centro di accoglienza hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Sull'isola già da qualche settimana sono stati portati dei mezzi speciali della Croce Rossa, compreso un pullman di grandezza media che servirà a trasferire i migranti dal Molo Favarolo fino all'interno del centro. Sarà infatti il personale della cooperativa sociale Badia Grande a proseguire la sua attività con Croce Rossa italiana, che da oggi gestisce il centro. Lo rende noto la CGIL Sicilia, che esprime soddisfazione per un risultato frutto di una trattativa
che ha designato un percorso di tutela occupazionale passato da una serie di colloqui per verifica dei requisiti dei soggetti interessati e da una corsia preferenziale per chi è in possesso dei requisiti e che aveva precedentemente lavorato nell'hotspot. Abbiamo ottenuto non solo la salvaguardia occupazionale di tutto il personale che vorrà continuare a lavorare presso l'hotspot, afferma il segretario della CGIL Franco Lucchesi, la segretaria regionale Concetta La Rosa e la coordinatrice funzione pubblica del terzo settore De Pasquale, ma anche migliori condizioni retributive con la sicurezza del pagamento regolare degli stipendi, condizioni che non erano garantite dalla cooperativa che gestiva precedentemente i servizi. Le parti hanno anche concordato che laddove Croce Rossa Italiana dovesse sottoscrivere ulteriore convenzione per la gestione di nuovi centri di accoglienza, ci sarà un percorso di confronto a tutela dei livelli occupazionali sulle condizioni di lavoro. Festa del 2 giugno, il programma delle celebrazioni ad Agrigento. Vediamo. Tutto pronto per la festa del 2 giugno, 77° anniversario della fondazione della Repubblica. A comunicarlo è la prefettura di Agrigento. Anche in questa provincia si svolgeranno le celebrazioni del 77° anniversario della fondazione della Repubblica, appunto il 2 giugno. La cerimonia militare organizzata dalla prefettura di Agrigento in collaborazione col comando provinciale dei Carabinieri con il comune di Agrigento inizierà alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele, luogo centrale della città in cui insistono gli uffici centrali della prefettura, della questura, del comando provinciale dei Carabinieri e dell'ex provincia regionale, a fianco le poste italiane. La stessa sarà preceduta dalla marcia della fanfara dei bersaglieri, che seguirà i brani musicali durante la cerimonia da una sfilata militare che partirà alle ore 9 da piazza Municipio, percorrerà tutta la via Atenea fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele. Oltre alle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia, saranno presenti le più alte autorità civili e militari della nostra provincia. Successivamente, presso l'atrio del Palazzo del Governo, è in programma la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle medaglie d'onore ai cittadini meritevoli. L'evento sarà arricchito anche da momenti musicali eseguiti dagli alunni del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento e da alcune letture di testi effettuate sempre dagli alunni che introdurranno l'intervento dell'attore agrigentino Gaetano Aronica. Presenti anche i ragazzi del CIPIA che seguiranno un dialogo sul significato della democrazia. A Ioppolo Giancazio è tutto pronto per la 7ª edizione di Mangia e Passia, il piccolo festival del cibo, della musica e dell'arte di strada. L'evento si inserisce nella 20ª edizione della campagna nazionale di Legambiente denominata Voler bene all'Italia ed è ormai divenuto un appuntamento fisso con il quale in maniera ludica e ricreativa si intende mettere in risalto l'inestimabile ricchezza culturale custodita nei tantissimi borghi italiani. Il festival è organizzato per il 7° anno da Legambiente Circolo Rabat con il patrocinio del comune di Ioppolo Giancazio. Appuntamento dunque domani 2 giugno a partire dalle ore 17 con tutti quei cibi tipici siciliani che fanno ormai parte del patrimonio culturale dell'isola. Il borgo sarà animato da momenti musicali, un'estemporanea di pittura e un appuntamento con il teatro urbano. Saranno presenti diversi stand di prodotti tipici e d'artigianato. Edizione 2023 del Blues and Wine Soul Festival. I dettagli li racconta il padre del festival, Gio Castellano, al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Gio Castellano, ecco qual è il programma di Blues and Wine 2023. Il programma è abbastanza ricco, partiremo il 27 luglio da La Spezia, dove saremo ancora una volta dopo 16 anni assieme ai nostri grandi amici Earth, Wind and Fire di Al McKay, quindi poi scenderemo man mano all'Italia per dedicare le puntate dei nostri gala al Grechetto nella zona dell'Alta Tuscia, dopo scenderemo in Sicilia per tutte le varie solite annuali grandi stage del Blues and Wine, da Cefalù ad Agrigento, a Taormina,
un periplo di cantine e di frantoi, perché ormai abbiamo dato anche spazio al mondo dell'olio, e quindi con la mia grande band, con Gio Castellano Band, anche band famosissime come Incognito, Art, Wind and Fire, e come stiamo lavorando anche su una possibile collaborazione con il grande Mario Biondi. Speriamo bene, ma sarà un Blues & Wine molto molto interessante. Bello, veloce! Please at least something guitar, okay? Good. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Sequestrati 2 caseifici e 900 kg di prodotti, controllo del NAS a Santa Margherita Belice. Arturo Cantella. Intensificati i controlli da parte dei carabinieri del nucleo NAS per la sicurezza alimentare nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo. Numerose sono state infatti le verifiche che i NAS, in collaborazione con i comandi territoriali dell'Arma delle province già dette, mirate a tutelare la sicurezza degli alimenti allo scopo di prevenire e reprimere condotte illecite, vigilando sul rispetto delle normative a protezione della salute dei cittadini. A seguito delle attività ispettive, nel corso dei quali i militari dell'Arma hanno riscontrato carenze igieniche dovute all'inosservanza delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP e alla mancanza di tracciabilità degli alimenti, sono stati complessivamente sottoposti a sequestro amministrativo 1.722 kg di alimenti destinati ai consumatori per un valore di circa 34.000 euro e comminate sanzioni per complessivi 25.532. In particolare in provincia di Palermo, presso una pasticceria gastronomia, è stata bloccata la commercializzazione di 200 kg di prodotti dolciari. In 2 ristoranti etnici della zona del centro i militari hanno sequestrato circa 152 kg di prodotti ittici di provenienza ignota. All'interno di un supermercato di Villa Tasca è stato riscontrato circa 88 kg di pesce e altrettanti prodotti caseari di cui non era stata accertata l'identità. Nel territorio del comune di Santa Margherita del Belice, in provincia di Agrigento, i carabinieri invece hanno sequestrato 2 caseifici con circa 900 kg di prodotti caseari destinati alla commercializzazione senza che fosse stata effettuata la tracciabilità delle materie prime impiegate per la produzione. Quindi, in una struttura per anziani a Partanna, in provincia di Trapani, i militari del NAS hanno scoperto ben 133 confezioni di alimenti scaduti di validità del valore complessivo di circa 1.000 euro, nonché che presso la stessa risultavano ospitate 2 persone in numero superiore a quelle autorizzate, e hanno comminato ai responsabili sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro, informando ovviamente le competenti autorità giudiziarie.
Il tenente Fabio Armetta, dal mese di settembre 2020 comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara, è stato promosso al grado di capitano. Vediamo. Il tenente Fabio Armetta, dal mese di settembre 2020, già comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara, è stato promosso al grado di capitano. Il comandante provinciale colonnello Vittorio Stinco ha notificato infatti all'ufficiale il decreto ministeriale relativo alla sua promozione. Arruolatosi con il grado di carabiniere nel 2000, nel 2005 Armetta è stato vincitore del concorso per marescialli. Ha frequentato il 10° corso biennale presso la scuola allievi marescialli e brigadieri di Velletri a Firenze. Dal 2009 al 2014 è stato anche comandante della stazione carabinieri di Bovo Marina, in provincia di Reggio Calabria. Nel 2015, dopo aver superato il concorso per ufficiali, ha frequentato il 56° corso applicativo presso la scuola ufficiali dei Carabinieri di Roma e al termine del corso ha ricoperto l'incarico di comandante di nucleo operativo della radiomobile Compagnia di Cesena. Nel corso di questi anni il comando della Tenenza di Favara ha svolto numerose indagini per delitti di varia natura, ottenendo anche importanti risultati nel contrasto alla criminalità del suo territorio di competenza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.